All'interno delle diverse derive lagunari che una persona fa navigando, essendo di Venezia fin da quando sono piccolo che vado in barca in giro, a un certo punto ho affrontato questo posto in una maniera un po' più, chiamiamola professionale, nel senso che ho deciso di fare la tesi di laurea sui sistemi di supporto alla laguna e a come la laguna può mantenere le qualità che ha oggi inserendo grande innovazione. E una volta varcata le due soglie di quest'isola, che una è sbarcare e l'altra è entrarci, e l'ultima entra proprio nel cuore, entrare nel Teson, ci si rende conto che è un po' un simbolo di tutta la laguna da un certo punto di vista. Un simbolo perché è un'isola, ma si sente come non mai la dimensione dell'arcipelago, del rapporto con gli altri, la necessaria dipendenza di questo posto da Sant'Erasmo che è davanti, che è una microcomunità di 800 abitanti, da Venezia che ha 10 minuti in barca, che è un'altra comunità, e quindi all'interno di questo sistema di relazioni il lazzaretto è una sorta di luogo simbolico di qualità rimaste, che oggi deve insegnare e nello stesso tempo raccontare come ha saputo innovarsi con grandissima modernità da un certo punto di vista, perché oggi qui troviamo cose che ci piacciono e non troviamo in altri luoghi. Venire qua, sono stato più volte a Sant'Erasmo che a due passi, ma invece venire qua e vedere questo posto mi ha fatto pensare che veramente c'è ancora tutto da scoprire e tutto ancora da fare e sviluppare. Le possibilità che ci sono qua tra natura e tra storia e tradizione e apertura sono infinite.